Allora, vicepresidente della provincia che prende una retribuzione, non più. No, i consiglieri provinciali, il presidente e il vicepresidente non solo non prendono nessuna retribuzione, ma nemmeno hanno i rimborsi spese per svolgere il loro mandato. Quindi lo fanno perché Lo devono farlo. fanno a titolo puramente gratuito, anzi ci rimettono ben soldini, perché se io devo andare a Roma per la provincia, difficilmente riesco a farmi rimborsare il biglietto del treno. Se mi devo fermare 2 giorni mi devo pagare anche il pernottamento a Roma e vado per la provincia. E tra l'altro lei è sindaco a Io sono Loreggia, per sindaco cui a non è un Loreggia, comune non posso ridente. andare a lavorare, quindi ho l'indennità mia di sindaco di 1.500 euro. Sì, non è un'indennità Ecco. colossale, Quindi ci insomma. sono politici e politici, perché prima sentivo addossare tutto alla parte politica. Sì, ci sono politici che hanno stipendi sproporzionati, hanno anche benefit sproporzionati oltre allo stipendio. Certo. Vitalizi non parliamone, quelli vanno aboliti senza neanche pensarci sui vitalizi. Poi c'è gente che fa ancora, e i sindaci sono la stragrande maggioranza, che fanno un servizio per amministrare la propria comunità con spirito di volontariato. Diciamo che gli amministratori comunali in questo momento sono dei volontari e difficilmente troveremo, andando avanti con questo sistema, ragazzi giovani che Sì, vogliono impegnarsi nel servizio politico. Dico servizio politico non a caso, perché poi a livello amministrativo è un servizio. e anche con sostenere le campagne elettorali può risultare Le campagne difficile, elettorali quindi sono una vergogna, lo dico, per le spese che ci sono. sentiremo Stiamo dice uscendo da una campagna elettorale, e qui non parlo destra e sinistra, io provengo dal PD, ma anche nell'ultima campagna elettorale regionale, l'ho detto anche in altre occasioni, vedere quel tipo di cifre spese per i candidati penso sia un insulto a quella signora che prima parlava sì, nel servizio, che era provocatorio, ma è la realtà, ma è un insulto per tantissima gente che ogni giorno bussa alle porte dei sindaci chiedendo lavoro, dicendo che non ce la fa a mandare i figli a scuola perché lo stipendio non è sufficiente, e noi facciamo di fatto gli assistenti sociali, fin quando potremo farlo. Qui ne vanno dei servizi, qui stanno saltando anche i servizi primari che in questo momento sono garantiti solo dal livello più basso, che è quello dei sindaci. Ecco, io volevo chiederle però, per Sì. restare un po' sul tema, diciamo le province 20.000 esuberi circa, no? Le province hanno 20.000 esuberi a livello nazionale, io penso che i comuni ne riassorbiranno gran parte. Ma non dovrebbe essere anche la regione? La regione in questo momento doveva assorbirsi alcune funzioni, ancora dal 1° di giugno, e non l'ha fatto. Infatti, E non l'ha fatto ed era obbligata a farlo. In questo momento noi, per esempio, provincia di Padova, stiamo sopportando spese per funzioni, per esempio quella dei disabili, certo, che dovrebbe essere della regione. Se noi avessimo applicato la legge e non ci fossimo assunti noi la responsabilità di coprire la spesa come provincia, una spesa i ragazzini ristavano tutti a terra. Se non l'avessi fatto, l'utente in mezzo, L'utente sarebbe rimasto senza servizi. Ecco, Possiamo andare avanti così, e guardate che in questo momento, per carità, la giunta regionale è stata appena insediata, aspettiamo, ma non è che abbiamo tanto tempo. No, io voglio infatti sapere da Berti proprio cosa è stato deciso. In settembre noi dobbiamo mandare i ragazzini a scuola, certo. Dobbiamo garantire le funzioni, e in questo momento è inutile dire le province non servono. Per fortuna ci sono rimaste questo tipo di province.
Perfetto, Bui. Un attimo solo perché voglio sentire a questo proposito Berti e dopo anche Rosina. Cosa sta succedendo e che anche il vostro punto di... Di tutto e di più. Comunque noi appunto per velocizzare i lavori abbiamo fatto una richiesta scritta al Presidente Ciambetti del Consiglio, per riuscire ad avere già un Consiglio straordinario a giorni. Adesso stiamo aspettando che lo indica, proprio per andare incontro a questi problemi, per iniziare già subito a entrare nel vivo dei lavori. Abbiamo perso un mese. Tra ricorsi e controricorsi ce ne sono altri 3-4 pendenti, adesso vediamo se li ritireranno. Cioè siamo ancora che non sappiamo quali sono i consiglieri, qual è la disposizione del Consiglio. Abbiamo un ufficio di presidenza che traballa, perché ovviamente ci sono dentro persone che hanno consigli pendenti, perché sono quelli rientrati con la seconda tornata. Insomma, la situazione è precaria, però abbiamo deciso, la scelta è stata quella di iniziare a lavorare. Ho apprezzato quantomeno la scelta di Zaia di venire a presentare la Giunta in Consiglio, perché non era dovuto, e presentare appunto quello che era il programma di governo. Noi abbiamo chiesto un Consiglio straordinario per capire cos'è questo programma di governo. Uno dei punti è quanto detto prima, faccio un veloce appunto sui vitalizi, che è una delle parti dove pare proprio che Zaia voglia andare a incidere. Ha detto che rimetterà al Consiglio questi lavori, quindi non alla Giunta. Noi ovviamente raccolgo l'invito, lo faccio veramente di buon cuore, di andare a lavorare per fare in modo che, se oggi ci sono delle leggi che devono essere andate a modificare, noi faremo la nostra parte, le modificheremo. A un certo punto dovremo trovare la sponda, poi i numeri sono numeri, ci vogliono i voti, e andremo a cercare le sponde necessarie, che saranno non sponde politiche ma sponde di buon senso. Infatti si ragiona in questa questi è la questione fondamentale. Poi la questione dei soldi all'interno della politica, di come e quanti spenderli, io non posso che essere d'accordo, perché quando vedo due campagne elettorali rispettivamente da circa 1 milione di euro, 800 milioni di euro, e parlo della Lega Nord, e poi vedo un'altra campagna elettorale da 800 mila euro per la stessa dichiarazione della Moretti, e parliamo solo delle campagne dei candidati presidente, perché poi abbiamo quelle dei singoli candidati, a cui si vanno ad aggiungere, adesso io non ho idea perché non sono andato a guardarmi la Corte dei Conti cosa hanno dichiarato, e noi abbiamo speso 23.000 euro. Neanche ne abbiamo spesi meno, abbiamo raccolti 23.000 libere donazioni. Io non voglio dire batteteci le mani, siamo bravi, no, non è una questione di bravi o non bravi, però è una dimostrazione che si può fare, non è una fantasia, c'è una possibilità di farlo. Alla fine, bene o male, siamo riusciti anche a metterci dietro la lista da coalizione di Tosi, abbiamo fatto il nostro 12%, abbiamo fatto 5 consiglieri, dando una dimostrazione che solo dando la possibilità ai cittadini di dare il proprio piccolo contributo, il versamento medio è stato di 5 euro, quindi con 5 euro raccolti in giro da una parte e dall'altra si può dare forza alle idee. Le idee ci sono, e quando c'è quello e c'è la partecipazione delle persone, giusto lo spunto, è volontariato. Noi veniamo dall'attivismo, io vengo dall'attivismo, vengo proprio dal volontariato. Perciò i buoni propositi ci sono, noi entriamo, abbiamo già messo sul piatto 3 cose, il taglio ai costi della politica. Sono un po' preoccupato quando si tocca il discorso taglio ai costi della politica, perché, mi rifaccio al primo intervento, molto spesso vengono colpiti in maniera importante, si colpisce in maniera importante dove è più facile colpire. Dove è molto più facile colpire. Adesso mi dicono, facciamo 2 cifre, sono stati tagliati 10 milioni di euro dalle spese del Consiglio, da circa 56 milioni a 48 circa attuali. Ma la prima cosa che io ho detto, benissimo, ma quali sono gli indennizi che riceve ogni singolo consigliere, cioè per spese personali? E mi hanno detto... Quelli che hanno destato scandalo in generale in altre regioni. È una delle prime domande, perché noi li utilizziamo, abbiamo i nostri famosi scontrini dei 5 Stelle, i nostri scontrini, e ovviamente quelli che non utilizziamo li rimettiamo nel fondo, quello per le PMI. E mi hanno detto, guardate, sono 4.500 euro netti al mese. E io ho detto, no, piano. Che ogni consigliere può spendere. Che ogni consigliere prende e può spendere come vuole. E io ho detto, vabbè, ma vanno rendicontati, e verrà detto, cioè, la quota in più? La quota in più è stipendio, come fosse stipendio. Allora, prima di andare a tagliare sulle persone, sui lavoratori, ho letto adesso sui rimborsi dell'ACI di chi deve venire a lavorare da lontano, però fa scena. Io l'ho già detto, abbiamo fatto il primo intervento, siamo un po' presentati, diciamo, il primo giorno di scuola, lunedì, e io ho detto, bene, però sappiatelo subito che se sarà solo un titolo, per poi nascondere dietro invece la solita situazione, voi da parte nostra troverete le barricate,
perché noi veramente verremo a barricarci dentro qua in Un Consiglio. attimo solo, Prego. Marotta, qual era la differenza? Proprio perché altrimenti i telespettatori non sanno neanche su che ordine ragioniamo. Cioè ha detto 4.500, perché lei ha esperienza di consigliere, perché lo chiedo a lei, perché magari non ha ancora guardato Prego. tutti i risultati. No, sono le voci delle indennità che sono previste detto nello stipendio del consigliere. Esatto. Ha ragione il consigliere Berti su questa questione qua. Questa è una questione aperta che effettivamente è rimasta aperta. Ma almeno è stata aperta in Veneto, perché Sì, dico almeno no, qua ma è stata noi aperta. è stata aperta, era Qualsiasi aperta. azienda al mondo, uno Sì, rendiconta no, la propria spesa e certo. prende per quello Guarda, che su spende, questo cioè, con le siamo pezze giustificative. d'accordo di più, il problema è che è rimasta aperta, nel senso che c'era anche prima ma è rimasta aperta. Quindi Una bisogna- cosa che però dobbiamo anche dare atto a tutto il Consiglio, io lo do perché all'inizio l'ho fatto da solo, cos'è che facevo? Siccome avevamo presentato, è bello all'inizio, no? Tutti hanno presentato, la precedente legislatura hanno presentato proposte di legge sulla riduzione degli stipendi dei consiglieri, tutti i gruppi. Tutti hanno fatto C'è stata conferenza una leggera stampa. diminuzione, se non Tutti sbaglio. hanno fatto conferenza stampa, perfetto. Io cos'è che ho fatto? Ho visto che dopo 2 mesi non andava avanti niente, mi sono autoridotto lo stipendio, l'ho fatto per 9 mesi. Non è che dopo abbiamo ridotto con una legge per merito mio, è certo che comunque sia stato una spina nel fianco, perché avere un consigliere che si toglieva 1.000 euro al mese e li dava ad associazioni di volontariato sociale, cosa succedeva? Che ti dicevano che era beneficenza pelosa, che non si fa così politica, eccetera. Però eri una spina nel fianco, perché i giornalisti, voi giornalisti, andavate da quelli che non li versavano e dicevano: scusa, perché non lo fai anche tu? Morale della favola, abbiamo ridotto lo stipendio dei consiglieri, che era comunque sensibilmente più alto. C'è stato comunque un risparmio della politica, poi ci sono altre cose che vanno riformate e su questo, polemiche o non polemiche, abbiamo magari avuto dei battibecchi che ci possono stare tranquillamente. Se l'argomento è in positivo, è in progress, io sono assolutamente d'accordo. Ti faccio l'esempio, te lo butto lì come sponda. Io ho fatto una guerra, una battaglia tra virgolette che ho perso in parte, sulla questione di dare la sede gratis agli ex consiglieri, all'associazione di ex consiglieri. Ma io non è che ce l'ho con l'associazione degli ex consiglieri regionali. Io mi sono domandato da cittadino: ma perché dobbiamo dare una sede gratuita a Palazzo, a 200 metri da San Marco, gratuita, a un'associazione di ex consiglieri che prendono tutti il vitalizio? Ha senso, non ce la possono pagare anche virtualmente, dare un contributo, come si dice, pro forma, versa 2.000 euro di... No, no, chiarissimo. Ecco, cioè per dire, non è possibile che la politica si autoincensi. Altra cosa, ci sono i posti macchina gratuiti a Piazzale Roma. Io ho rinunciato anche al posto macchina gratuito a Piazzale Roma, ce lo si ha per 5 anni. Io non ho fatto una battaglia perché tutti i consiglieri non avessero il posto macchina, perché capisco chi viene da fuori che è comunque una comodità, c'è una necessità, però un posto macchina costa 30.000 euro, non è che sono 4 lire. Ecco, giusto per dire. E si può prendere sia l'autobus che il treno volendo, e chiedo scusa e finisco, e si può condividere con i nostri cittadini anche i disagi, non solamente avere i privilegi. Assolutamente. Adesso do la parola anche a Rosina. Allora, sa cosa? Andiamo in pubblicità, dopo do la parola così più tranquillo, perché tutte queste cose che magari per chi le conosce possono essere rutinarie, dette, non dette, ci rendiamo conto che chi ci ascolta da casa tante volte non le conosce assolutamente, quindi è bene a volte vanno spiegate chiaramente, poi si scoprono meandri di sedi per gli ex consiglieri che nessuno c'è neanche io sapevo. Siamo qua apposta. Non è nemmeno io sapevo esistessero, però no, gli abbiamo fatto togliere il contributo anche, sì. Veniva dato un contributo di 50.000 euro all'anno e poi di 30.000 euro all'anno. Dietro nostra sollecitazione è stato tolto. Non oso pensare, Zanetti, non oso pensare. La politica in Italia costa, studio che non è mai stato smentito dalla UIL nazionale, costa 23,850 miliardi di euro. Questi sono gli sprechi. 40 miliardi delle vecchie lire. Quant'è il debito della Grecia? Quindi, ecco. Di che parliamo? Vabbè, allora pubblicità rapidissimo, vado la parola anche a Rosina e dopo sempre anche gli altri.